Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. L'ingresso di aria un po' più umida e fredda ha portato un calo termico generalmente soprattutto sul versante adriatico, ma anche su gran parte d'Italia, dove non superiamo anche i 23 gradi nei valori massimi, quindi rimarremo sostanzialmente in media col periodo. Ma attenzione, perché continueranno a scendere di nuovi impulsi instabili e quello che accadrà nel weekend andrà a collocarsi soprattutto sulla Sardegna, sul comparto tirrenico e sulla Sicilia, colpendo maggiormente quindi questi settori, mentre il resto dei settori non vedrà precipitazioni. La giornata di sabato evolverà con questa perturbazione, mentre quella precedente lascerà in modo parziale comunque il sud Italia, se non qualche fenomeno pomeridiano, ricordo, sulla Puglia, sulla Basilicata e la Calabria, sulle zone montane ancora presente. Sostanzialmente avremo anche un lieve peggioramento sul Piemonte occidentale, specie nel Cunese, soprattutto nel pomeriggio e nella serata per questa depressione. Gli accumuli sono questi e queste saranno le aree un po' più colpite, più deboli se non localmente moderate, come vedete, soprattutto sulla Puglia. Giornata di domenica, come vedete, sostanzialmente questo minimo depressionario andrà a collocarsi, come abbiamo detto, sulla Sardegna e porterà temporali sparsi anche forti di intensità, con grandinate anche sull'Appennino, specie lungo il versante tirrenico, senza colpire comunque le coste, maggiormente favorite le zone di pianura anche sulla Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, fino addirittura alla Sardegna e alla Campania. La Sardegna invece è la più colpita dalle precipitazioni, che rimangono temporalesche, fino invece a condizioni soleggiate e ancora una volta sulla Sicilia, sul comparto ionico. Mentre vedete invece come inizio della prossima settimana vedrà un'ulteriore instabilità del tempo. Come vedete, lunedì sarà generalmente più instabile soprattutto sulle due isole maggiori e sulla Basilicata, sulla Calabria. Nel pomeriggio potranno formarsi dei fenomeni anche intensi, e poi anche sull'Appennino centrale, sempre tra la Toscana e l'Umbria. Quindi questi saranno i settori più favoriti dalle precipitazioni, se non, come vedete, soprattutto sulla Sardegna e sul Lazio, più colpito da forti temporali, e poi soprattutto la Sicilia, specie quella centro-occidentale, specie nel Palermitano. Il Catanese al momento viene meno coinvolto da precipitazioni, essendo che il minimo è più centrato, come vedete, proprio tra il Nord Africa e la Sardegna. Questi settori ovviamente più favoriti, questo per cosa? Perché andrà a instaurarsi con il passare dei giorni successivi, dal 28 in poi, un campo anticiclonico ben esteso che porterà poi un'impennata termica anche oltre i 25 gradi in pianura. Su gran parte dell'Italia potranno toccare picchi anche di 28 gradi, arrivando anche al giorno dei lavoratori, il 1 maggio, quindi temperature molto sopra la media, tipicamente estive. Per maggiori dettagli consultate come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.